Ora cambiamo argomento perché gli anziani italiani sono i più longevi d'Europa, ma quelli la cui salute purtroppo è più cagionevole. Sentiamo. Da una ricerca Istat risulta che i nostri anziani sono i più longevi d'Europa, ma anche i più sofferenti. La speranza di vita, che è di un anno di più rispetto agli anziani europei, è intorno ai 65 anni ed è suddivisa al 18,9% per gli uomini e al 22,2% per le donne. Ciò che colpisce è che gli over 75 vivono in condizioni peggiori rispetto sempre ai colleghi d'Europa. Il 23,1% soffre di limitazioni motorie, il 58,1% ha bisogno di aiuto che spesso non arriva sufficientemente, dato che si aggrava nel sud Italia, 67,5% a causa delle minori possibilità economiche. Anche nel nostro territorio naturalmente si conferma la tendenza che c'è a livello italiano. Si vive di più e non sempre si vive meglio. L'importante è, come noi diciamo, cercare di dare vita agli anni più che anni alla vita. E questo si fa naturalmente con una prevenzione quando si è in giovane età, in età adulta, e poi, come io dico spesso, lavorando sull'antiquariato, come la persona anziana, è importante fare qualche controllo in più e avere anche una persona qualificata che possa in qualche modo seguire queste persone che hanno una fragilità decisamente superiore a quello che è il giovane adulto. L'aspettativa di vita è salita, è cresciuta, ma grazie alla medicina o grazie effettivamente a una presa di coscienza per quanto riguarda la propria salute? Ma molto ha fatto la medicina, soprattutto dal punto di vista farmacologico. Riusciamo oggi a intervenire e a prevenire molte patologie, agendo sui fattori di rischio, l'ipertensione, il colesterolo, il diabete, eccetera. Naturalmente questo è anche dovuto a un miglioramento delle condizioni ambientali e sicuramente sociali, per cui alla fine case più riscaldate, avere una dieta più varia, eccetera, sicuramente influisce in maniera positiva.